È un progetto che parlerà di sanità ma non solo, sarà una visione innovativa del futuro e sarà, diciamo, la ciliegina sulla torta, io spero, per iniziare un nuovo corso per pensare al futuro. Dopodiché presenteremo il progetto con i sacri crismi e si capirà di cosa si tratta. Ovviamente questo è il PNRR del Veneto definito proprio su misura, un abito su misura per i veneti. Parlerà di sanità ma non solo, il cuore del PNRR Veneto. Lo stesso presidente della regione Luca Zaia a Treviso, per la presentazione di un nuovo centro per il trapianto del midollo osseo, lo ha definito un progetto bandiera. Fa parte del progetto, diciamo, qualificante di ogni regione, e ogni regione presenta il suo. C'è chi ha presentato il centro di calcolo, scusami, altri hanno presentato altre iniziative. Noi abbiamo qualcosa che consideriamo veramente strategico, innovativo e forse anche spiazzante per chi non si aspetta una roba così. Non si sbottona di più. Assolutamente no, perché merita una presentazione fatta bene. L'annuncio arriva dopo giorni infuocati sul tema della sanità pubblica territoriale, carenza di medici innanzitutto, dovuta anche a stipendi troppo bassi. Su questo Zaia vuole fare chiarezza con la premessa che il contratto è nazionale e che va rivisto al rialzo. La verità è che se tu confronti i 2.000 euro in più della Calabria rispetto ai 2.000 euro in meno del Veneto, dovresti anche dire che in Calabria, piuttosto che in altre regioni, si pagano le addizionali IRPEF, per cui in quello stipendio del medico ci sono almeno 1.000-1.500 euro di addizionale IRPEF da togliere, che in Veneto non si tolgono. Questione sanitaria che resta in tutta la sua complessità, anche perché la pandemia non è finita. Finite semmai, seppure in parte, sono le restrizioni, Green Pass e mascherine, e qui Zaia mantiene la linea degli ultimi 2 anni. Non è vietato fare il bagno in mare, ma a gennaio non ci vai perché ti prendi una polmonite. Anche qui non è obbligatorio portare la mascherina in moltissime occasioni, ma se vedi che c'è un assembramento e che pensi che ci possa essere un minimo di rischio, ti metti la mascherina. Appello al buonsenso, quindi, con tanto di avvertenza. Rispettiamo la posizione di ognuno, ma che adesso non parti la battaglia di quelli che non portano la mascherina contro quelli che la portano, o di quelli che la portano che non la portano, perché non abbiamo bisogno ancora di conflitti sociali. Questo ve lo voglio sottolineare, perché comincio a vedere anche in rete che c'è la caccia a chi porta la mascherina o la caccia a chi non la porta, e non lo trovo corretto. Cioè, la nostra libertà finisce dove inizia quella del nostro vicino, punto, e viceversa.